della famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. È il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di prigionia, il corpo privo di vita del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro viene fatto trovare nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Gaetani a Roma. Nello stesso giorno a Cinisi il ritrovamento del cadavere di Peppino Impastato, vittima della mafia. Fatti di sangue che scuotono un intero paese che reagisce scendendo in piazza. Il Papa Paolo VI esprime il suo dolore e la sua preghiera. Ci siamo riuniti nella nostra cattedrale di Roma per pregare, per testimoniare in un mondo di odio e di sangue che l'amore di Dio vince ogni cosa. A distanza di 41 anni la ricostruzione di questi efferati fatti di cronaca resta avvolta da coni d'ombra, eventualità questa che li accomuna a delitti avvenuti in tempi più recenti. Anche per questo l'associazione Verità per Giulio Regeni, in collaborazione col Liceo Luzzati di Chiavari, ha promosso la presentazione del libro Il caso Moro, attacco al cuore dello Stato, realizzato da due giovani che non hanno vissuto direttamente quegli anni, ma che si sono documentati per ricostruire una storia a fumetti. Non solo dei materiali storici e delle dichiarazioni di chi era in quel momento, sia Brigatisti e Moro, ma anche della parte grafica, di ricostruire sia l'ambiente che il tema e le sensazioni del 78, che noi non avevamo vissuto e chi legge magari ricorda anche in una diversa maniera. Sono stati d'aiuto i film, noi abbiamo preso per esempio molti riferimenti dal film di Marco Bellocchio, Buongiorno Notte. Nel volume la memoria diventa racconto e scandisce un pezzo di storia di un intero paese. Il caso Moro è stata una storia drammatica ma affascinante e importante per la storia del paese, per la storia politica italiana, e che ci ha toccato leggendola, che volevamo cercare di raccontare, raccontando anche quello che noi abbiamo sentito dai ricordi dei nostri genitori, da quello che si è letto e da quello che abbiamo vissuto approfondendolo anche.